Allora, grazie a tutti per essere qua oggi all'inaugurazione della nostra nuova sede elettorale. Questa è la mia squadra. Oggi manca solo Rossi Federica perché è assente per motivi di lavoro. Tutti gli altri avrete modo di conoscerli nella serata del giorno 13 in Sala Eracle, dove faranno una singola presentazione. Oggi vogliamo dare delle risposte concrete ai nostri cittadini, facendo in modo che Portoviro possa essere migliorata sotto quegli aspetti che solitamente vengono trascurati, come il decoro urbano, la sicurezza, la manutenzione ordinaria e straordinaria che riguarda il patrimonio pubblico e che questo non intende solo le strade e quant'altro, ma anche edifici comunali come la scuola. Ci sono dei temi importanti, come già detto in diverse occasioni, sono la piscina, cittadella dello sport e tutto quello che riguardano i grandi appalti legati ai fondi del PNRR. Noi cercheremo di impegnarci per riuscire a portare a termine questi lavori importanti. Sicuramente non sarà facile perché il dispendio di energie, ma soprattutto economico, sarà importante e sarà pesante. La piscina è un nodo cruciale che noi vorremmo sciogliere e cercheremo di farlo nell'arco di questa nuova amministrazione, se ci sarà data l'opportunità di farlo. Non sappiamo darvi dei tempi certi per quanto riguarda la piscina, ma possiamo sicuramente garantirvi che le risorse che abbiamo a disposizione saranno investite per far sì che questa opera sia completata e possa essere messa a disposizione di tutta la cittadinanza.